Benvenuti, bentornati, buonasera. Consueto appuntamento, ospite che debutta in questa sede, la saluto, è la Presidente di Veneto Stato, Alessia Bellon. L'Italia è allo stallo, l'Italia è un Titanic che sta affondando, cioè una nave alla deriva, come la Costa, la nave dell'altro giorno, e noi vogliamo catalizzare queste energie, queste proteste, per portarle finalmente ad una vera proposta politica. La nostra proposta politica è percorrere un percorso democratico e legale per l'indipendenza del Veneto, quindi un percorso che Allora, c'è questo sondaggio che dice che il 53,3% dei veneti sarebbe favorevole all'indipendenza del Veneto. Anche qui questa uscita del gruppo e basta, ma metti un nome e un cognome. Se il sondaggio è stato fatto a Portogruaro, magari il rimanente 46,7 vorrebbe essere per un Friuli indipendente. Però insomma è carino. Allora, vediamo gli altri commenti, rimaniamo su Facebook. Federica Scarpa, Veneto indipendente. Giovanni Bernardelli, pensavo di più del 53. Giancarlo Guolo, mi immaginavo qualcosa di più. Maurizio Sallo, prima di correre a vuoto è bene riflettere sulle logiche strutturali con le quali si dovrebbe fare un federalismo di questo tipo. Romana Selva, che rottura di. Christian Dornick, c'è da chiederselo. E poi Daniele Smeraldi, c'è stato un tempo in cui mi vantavo di essere italiano all'estero, ora mi vanto di essere veneto. Bene, bello. No, il sondaggio è stato fatto su tutto il Veneto ed è un sondaggio scientifico commissionato ad una società di ricerca, quindi ha un bassissimo margine di errore e ci consente di capire quanto è la voglia di indipendenza in Veneto, è molto alta, è già la maggioranza dei veneti voterebbe sì a un referendum per l'indipendenza. I veneti sono già indipendenti nella loro testa, sta a noi raccogliere questa volontà e fare in modo che questo accada al più presto.